da Sicilia 24 questi titoli. Corruzione dopo Gaetano Galvagno, indagata anche l'assessore regionale al turismo Elvira Amata. Il terremoto politico-giudiziario che coinvolge anche imprenditori dello spettacolo ha portato alle dimissioni di Sabrina De Capitani, la portavoce del presidente dell'ARS. Il paradosso delle indennità per i disabili gravissimi. L'ASP di Messina eroga quasi 2 milioni a destinatari aventi diritto ma già deceduti. Catania si allarga la platea delle vittime dell'agenzia di viaggi che ha chiuso improvvisamente facendo sparire decine di migliaia di euro di acconto per viaggi e crociere mai realizzati. Conclusi i lavori di recupero del Bayesian, nel corso dell'operazione emerse altre parti dello scafo durante un'ispezione visiva del fondale marino. Catania non decolla la pedonalizzazione in piazza Federico II di Svevia. I commercianti lamentano numeri da profondo rosso, vandalizzati alcuni varchi della zona a traffico limitato. Calciomercato, oggi la partenza ufficiale, ma il Palermo è già vicino al triplo colpo. In Serie C Catania e Trapani sondano ancora il terreno. Ancora ben trovati, c'è anche l'assessore al turismo Elvira Amata fra gli indagati nell'inchiesta per corruzione all'ARS. Anche per questo il presidente Galvagno ha deciso di anticipare a oggi alle 14 le sue comunicazioni al Parlamento regionale. Sentiamo Manlio Viola. Da una parte un assessore che si unisce alla fila degli indagati, dall'altra la portavoce del presidente dell'ARS che si dimette. È un pomeriggio rovente quello di oggi in Parlamento siciliano. C'è anche l'assessore al turismo Elvira Amata, esponente di Fratelli d'Italia, anche lei fra gli indagati nell'indagine della Procura di Palermo. La difesa dell'assessore, che ha ricevuto un avviso di proroga delle indagini addirittura prima del presidente Galvagno, lo considera comunque un atto dovuto, nulla di più. La Amata, che ha sostituito Scarpinato all'assessorato al turismo dopo lo scandalo della mostra milionaria a Cannes, sarebbe stata coinvolta indirettamente dal suo braccio destro. Sarebbe il suo capo di gabinetto vicario quello intercettato, e la vicenda è sempre quella del finanziamento da 100.000 euro all'evento Magico Natale della Fondazione Dragotto alla fine del 2023. L'inchiesta madre però resta quella sulla mostra milionaria di Cannes. Il fulcro di tutto non è neanche Galvagno, ma la sua portavoce Sabrina De Capitani. Per la procura è lei la lobbista di riferimento di tutti gli affari degli uomini e delle donne di Fratelli d'Italia nel mondo dello spettacolo, degli eventi, della cultura. E proprio per questo, al culmine di una fuga di notizie che dura ormai da 10 giorni, che Sabrina De Capitani decide di dimettersi nella speranza di non trascinare il suo presidente nel fango. Ma è ormai chiaro che gli indagati sono decine e fra loro ci sarebbero nomi noti. Intercettazioni senza nome, quelle che vengono rese note, ma c'è chi ritiene di riconoscere assessori, ex assessori e rappresentanti di partito. E adesso, per tentare di spegnere l'incendio politico-mediatico, il presidente dell'ARS ha deciso di cancellare i suoi impegni a Bruxelles e anticipare il suo intervento in aula previsto per l'8 luglio. Alle 14 di domani Galvagno riferirà al Parlamento sull'inchiesta, ma non sembra intenzionato a consentire subito dopo un dibattito pubblico. In quella sede formalizzerà anche l'addio della De Capitani, sperando che basti. Ricerche in corso dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco a Mazara del Vallo, nella zona della spiaggia di Tonnarella. Un bagnante avrebbe visto il corpo senza vita di una persona con un sacco in testa e un peso che lo portava verso il fondo. Almeno questo è il racconto fatto ai carabinieri. In queste ore la persona che ha lanciato l'allarme è stata sentita nuovamente dai carabinieri. Una donna è morta e altri 5 o 6 persone risultano disperse nel corso di un naufragio avvenuto nel Mar Mediterraneo in area SAR tunisino-maltese. Lo hanno detto alla Guardia Costiera che li ha portati a Lampedusa molti degli 87 sopravvissuti. I militari hanno portato nell'isola il corpo della donna senza vita fra i migranti che sono trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola. Ci sono 23 donne e 10 minorenni. La vittima è una donna di 30 anni, annegata a circa 45 miglia a sud di Lampedusa, e faceva appunto parte del gruppo dei migranti che era stato innanzitutto soccorso da un peschereccio tunisino e poi trasbordato sulla motovedetta della Guardia Costiera italiana. A Messina l'ASP ha erogato quasi 2 milioni di euro a disabili gravissimi che però erano già defunti. Davvero una vicenda surreale, finita sul tavolo della Corte dei Conti e della Procura. Francesco Triolo.
Dal 2018 al 2023 l'ASP di Messina ha erogato le indennità spettanti ai disabili gravissimi a persone già decedute. La scoperta fatta alla stessa azienda sanitaria nel 2023 è tra le carte della relazione presentata alla Corte dei Conti sui bilanci degli anni precedenti. Ad accorgersi della vicenda l'Ufficio Disabilità Gravissime dopo aver constatato i ritardi o l'assenza delle comunicazioni di decesso di alcuni pazienti. Noi nel marzo del 2023 ci siamo accorti a seguito di alcune verifiche effettuate alla nostra UC Disabili Gravissimi che nel corso del periodo 2018 fine 2022 era stata erogata indennità di disabilità gravissima a pazienti che purtroppo risultavano deceduti per un totale di 1.800.000 euro. Così si è andati a ritroso sino al 2018 per verificare quanti casi ci fossero stati. Alla fine dei conti sono stati circa 500 i pazienti coinvolti e la direzione ha dato mandato per il recupero delle somme. Su 1.900.000 euro ne sono stati già recuperati 1.088.000 e della vicenda è stata investita anche la Procura di Messina. Non è escluso che possano essere presi anche provvedimenti dall'autorità giudiziaria. Di recente ci siamo anche attivati in maniera giudiziaria per effettuare decreti ingiuntivi nei confronti dei caregiver che non avevano denunciato il decesso del congiunto del paziente per altri 700.000 euro e già 60.000 euro sono in fase di ulteriore recupero a seguito di rateizzazione da parte dei soggetti ingiunti. Si allarga la platea delle vittime dell'agenzia di viaggi Fantasma che ha chiuso improvvisamente l'attività a Catania facendo sparire decine di migliaia di euro dei clienti che avevano pagato l'acconto per le loro vacanze mai realizzate. Ma sentiamo Luca Ciliberti. Lo scandalo delle crociere non pagate dell'agenzia Fantasma che ha chiuso improvvisamente i battenti lasciando a terra decine di clienti con le vacanze rovinate si allarga. Il caso sollevato dal nostro telegiornale qualche giorno fa si arricchisce di ulteriori elementi che potrebbero allargare la platea delle persone coinvolte e delle vittime. Con le nostre telecamere siamo andati all'indirizzo indicato dai documenti in nostro possesso dove viene segnalata la sede legale della società titolare dell'agenzia di viaggi. Qui c'è un'agenzia di viaggi? No, c'è la sede legale di un'agenzia di viaggi. Che significa? Significa che hanno comunicato alla Camera di Commercio che questa sarebbe la sede legale, ma qua di fatto non c'è niente. Ma lei conosce questa agenzia di viaggi? Io purtroppo l'agenzia di viaggi a cui si riferisce lei la conosco. Non avevo prenotato un viaggio, avevo fatto una lista per il compleanno dell'anno scorso e a questo punto mi sono accorto invece che l'agenzia ha chiuso di colpo e non ho idea di dove siano finiti i soldi che erano stati versati. Ha perso tutti i soldi, quanti soldi erano? Oltre 3.000 euro. A insospettire qualcuno c'è anche la richiesta di pagare attraverso un bonifico su un conto greco. 10 giorni, 15 giorni prima della partenza, improvvisamente un messaggio su WhatsApp che chiedeva il versamento del saldo su un conto corrente greco. Dunque non solo gli acconti di migliaia di euro di decine di clienti che avevano prenotato una crociera, ma in mezzo ci sono finiti anche ignari clienti che proprio in quell'agenzia di viaggi avevano deciso di aprire liste regalo e liste nozze. Volevamo sapere se l'agenzia era in regola con i versamenti del fondo di garanzia. Sì, era in regola. Fino a quando? Fino a un po' di tempo fa. Tutti ovviamente hanno presentato denunce circostanziate e le forze dell'ordine hanno confermato come già da giorni continuano a raccogliere segnalazioni che fanno riferimento agli stessi protagonisti di questa vicenda. E adesso i lavori di recupero del Baesan che si sono conclusi. I mezzi lasciano la Sicilia. Nel corso dell'operazione sono state recuperate altre parti dello scafo durante un'ispezione visiva del fondale marino. Tonino De Mana. Dopo la consegna dell'albero dello yacht a Termini Imerese, i lavori di recupero del Baesan si sono conclusi. Sono stati recuperati altre parti dello scafo durante un'ispezione visiva del fondale marino. È quanto fa sapere la società olandese TMC Marine che ha coordinato le operazioni di recupero. Lunedì scorso è stato sollevato su pesanti supporti in acciaio che attendevano sulla banchina appoggiati su una membrana anti-inquinamento. Ogni sezione di questa struttura progettata su misura, costruita nei Paesi Bassi, è stata sagomata per adattarsi al profilo dello scafo. I lavori sono concentrati sul recupero dell'albero maestro di 72 metri dal Baesan che giaceva sul fondale marino da quando era stato staccato dallo scafo per essere sollevato. Ora toccherà ai periti e alla magistratura che dovranno accertare ogni aspetto della sciagura.
Adesso veniamo al centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina, ma soprattutto alla forza dei genitori dei piccoli pazienti che lottano strenuamente perché il centro non chiude e che soprattutto dicono rimanga proprio a Taormina. Un'altra delle loro iniziative è stata una sfilata silenziosa nel cuore di Taormina. Vediamo. Italia meridionale. Dietro lo striscione, con il cuore in mano, in silenzio, ma di quel silenzio che fa tanto rumore, i piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina hanno sfilato insieme ai propri genitori lungo il corso principale della Perla dello Ionio, quel corso Umberto affollato di turisti e vacanzieri. L'obiettivo è quello di sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica attraverso un'iniziativa che, oltre al presidio permanente fuori dall'ospedale San Vincenzo, fosse visibile anche a chi Taormina la vive per qualche giorno. Così, durante il corteo, i genitori hanno raccontato le proprie esperienze ai passanti, hanno ricordato i periodi di difficoltà e le cure, le speranze che il centro ha donato ai piccoli pazienti. Proseguendo la raccolta firme, tra quelle online e quelle fisiche, si è arrivati a oltre 80.000, con l'intento di raggiungerne 100.000, così da poter presentare la petizione in Parlamento per chiedere la permanenza del centro a Taormina, perché a un mese alla scadenza della proroga ancora non c'è nessuna ufficialità. Nel frattempo i medici del CCPM nell'ambito del piano Mattei continuano a rappresentare l'eccellenza italiana anche nel mondo, e l'equipe del dottor Sasha Gati, appena rientrato dal Camerun, dove ha portato cure fondamentali per una ventina di piccoli affetti da gravi cardiopatie congenite. Adesso andiamo a Catania, dove non decolla la pedonalizzazione in piazza Federico II di Svevia. I commercianti lamentano numeri davvero da profondo rosso, e poi ci sono alcuni varchi della zona a traffico limitato vandalizzati, oltre a tanto degrado. Il servizio. Mi rifaccio la promessa del sindaco, fra 6 mesi mi ringrazierete, è passato un anno e siamo distrutti. Lo sfogo e l'umore di questo commerciante catanese la dice lunga. L'area del Castello Orsino è sempre più deserta e con numeri da profondo rosso per commercianti e ristoratori. Sono le ore 11 esattamente del mattino di lunedì e non c'è nessuno. Come potete ben vedere è tutto dimostrato, le attività sono in rosso, possiamo dimostrare che siamo in perfetta perdita e la piazza diventa pericolosa e deserta. La pedonalizzazione voluta dall'amministrazione Trantino ha spaccato in 2 residenti. C'è chi approva? Capisco molto la ZTL, mi sembra un'iniziativa molto civile, va sfruttata al meglio. E chi la boccia senza pietà. Una non può né transitare né posteggiare. Io ora sono tornata a casa, devo andare in piazza Manganelli, giusto? Ho fatto il giro fra i sensi vietati, fra i divieti di sosta, ho dovuto posare la macchina e sto andando a piedi. Uno dei varchi della zona a traffico limitato, siamo in via Laimo, si presenta in queste condizioni, con mobili abbandonati, rifiuti, sedili di auto. La telecamera che vedete non funziona perché i cavi sono stati recisi. Ci avviciniamo al Castello Orsino e balzano agli occhi le erbacce secche, un sedile in pietra distrutto e tanti rifiuti. Non certo un bel biglietto da visita per i turisti. Voi da dove venite? Settimo Torinese, vicino Torino. Come trova la zona del Castello Orsino? Me l'aspettavo un po' tenuta meglio. Come esci fuori dal centro noti praticamente la grande differenza che c'è nella cura, nel ritiro dell'immondizia e della nettezza urbana, c'è quindi proprio una situazione un po' brutta che fa decadere un po' quello che è il mito della città. Le erbacce sono tante. Fanno rendere molto meno il castello. Davvero un peccato. Il castello incantato, forse, è solo nelle favole. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra pochissimo per andare alla Scala dei Turchi, decretata la più bella del paese secondo Instagram. A tra poco. Tornati in studio, la più fotografata, la più cercata, la più amata sui social. Parliamo della Scala dei Turchi nell'Agrigentino, che si è confermata anche nel 2025 la regina delle spiagge italiane, secondo il web. Sentiamo. Abbagliante, scenografica senza rivali, la Scala dei Turchi sbanca su Instagram ed è la prima spiaggia d'Italia nel 2025. Con le sue scogliere bianchissime che si tuffano nel blu del Mediterraneo, questo gioiello della costa agrigentina continua a dominare il web. È la più postata sui social, da Instagram a TikTok, passando per Facebook, ovunque spuntano scatti della sua marna candida e delle sue curve naturali.
I numeri parlano da soli: 244.000 post su Instagram, oltre 4.800 su TikTok e una media di 110.000 ricerche mensili su Google. Una vera e propria icona della bellezza naturale siciliana, scolpita dal vento e dal tempo. La falesia di Marna Bianca, che si erge nei pressi di Realmonte, non è solo uno spettacolo per gli occhi, ma un'esperienza sensoriale da vivere e raccontare. Con una valutazione media di 4,5 stelle, unisce estetica, suggestione e accessibilità. Alle sue spalle, nella classifica delle spiagge più instagrammabili d'Italia, spiccano Punta Prosciutto nel Salento e Torre dell'Orso con le sue 2 sorelle, e la Sardegna sorprende piazzando 3 spiagge tra le prime 5. Ma la Scala dei Turchi a dominare davvero la scena, postata, taggata, celebrata, un capolavoro naturale che conquista il mondo scatto dopo scatto. E adesso veniamo alla musica, tanti concerti in questo momento in Sicilia. Lorena Dolci ha seguito per noi Matt Bianco. Sentiamo. Sono sulla breccia da oltre 40 anni. Con il loro pop sofisticato hanno conquistato la vetta delle classifiche internazionali, hit che ci calano dritti nei mitici anni '80. Whose Side Are You On, More Than I Can Bear, Sneaking Out the Back Door. Brucoli rivive le magiche atmosfere di Matt Bianco, che forse non tutti sanno che non è il nome del cantante Mark Reilly, unico componente della band originaria, ma un omaggio ai film di spionaggio. We loved spy movie theme tunes. Amavamo le spy story, così per il nostro primo album abbiamo creato un nostro personaggio, Matt Bianco. Per il Mosaic Festival, diretto da un'altra icona, Nick the Nightfly, la nuova formazione si esibisce su un palco in riva al mare, con l'Etna sullo sfondo. We've been all around Italy with Sicily. Siamo stati in tutta l'Italia, in Sicilia, in Sardegna. Qui la gente è un po' pazza. They're mad. Alla fine il pubblico non si trattiene, boomer e non solo si scatenano nei balli. E adesso ci fermiamo ancora e poi il calcio. Oggi parte il calciomercato, tra poco. Siamo al calcio, in particolare al calciomercato che ufficialmente parte oggi. Ci fa il punto in questo servizio Angelo Gagliano. C'è un mese di tempo per presentarsi al ritiro in Valle d'Aosta con una base solida, già formata, ma il Palermo del nuovo corso non vuole lasciare nulla di intentato. Il calciomercato entra nel vivo con Inzaghi ed il DS Osti al lavoro per costruire la squadra che possa puntare dritto alla Serie A. Una delle priorità riguarda la porta. L'obiettivo è riportare Audero in Sicilia. In fase avviata anche le trattative per Elia dello Spezio, Augello svincolato e Palumbo, la cui trattativa con il Modena sembra a buon punto. In uscita Di Mariano, Piace a Bari e Pescara. In Serie C, dopo l'ufficializzazione dei quadri dirigenziali, si attendono ora le prime mosse della dirigenza rosso-azzurra. Il primo passo sarà quello di sfoltire l'organico. Diversi giocatori in uscita, a cominciare da De Rose, che sembra destinato all'Altamura. Lascerà Catania anche Stefano Sturaro, con l'ex Juventus, e Genova si discute la risoluzione del contratto. Nella lista dei partenti anche Marsura, Costantino, Peralta, D'Andrea, Popovic, Luperini e Montalto. Resta da definire la posizione di Cicerelli, mentre è praticamente definita la cessione di Castellini al Mantova. In entrata il nome caldo è quello del difensore del Cesena Simone Pieraccini, nel mirino del Catania già la scorsa finestra di mercato. Batte un altro colpo il Trapani, che sta per chiudere con Franco Vasquez, argentino, lo scorso anno in forza al Monopoli. Mercato in stand-by a Siracusa, dove si attende l'arrivo del nuovo direttore sportivo Laneri, che potrebbe avviare una mini rivoluzione. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata. Vi lascio con la rassegna stampa curata da Luca Ciliberti.